Buon pomeriggio signori e signore. Allora, diretta a sorpresa oggi pomeriggio, anche durante il 1° maggio, perché qua si lavora sempre ragazzi, non c'è tempo da perdere, anzi buon 1° maggio anche a voi. Allora, faccio una diretta molto molto breve per informarvi di una cosa molto importante. Appunto, come vi dicevo nell'ultima diretta abbiamo ricevuto parecchie richieste di avere, diciamo, un aiuto, no, sulla gestione delle vostre pagine Facebook, dei vostri social. Molte persone ci hanno chiesto se facciamo dei corsi, se facciamo formazione da questo punto di vista, se possiamo dare una mano. Quindi ecco, con Gabriele Prevato abbiamo appunto pensato di organizzare un corso online, chiaramente, un corso Facebook specifico per attività locali. Sarà appunto un corso orientato alla pratica, non alla teoria, che comunque è importante la teoria, ma in questo corso andremo ad affrontare dei temi pratici, perché appunto molti di voi ci hanno chiesto di avere delle istruzioni, no? Di non avere delle informazioni, ma avere delle istruzioni in questa fase. Verrà magari poi successivamente anche la parte delle informazioni e della teoria, diciamo. Quindi il corso lo faremo a brevissimo, sarà martedì, quindi tra 4 giorni, lo faremo al pomeriggio. A breve metterò nel gruppo la pagina dove sarà possibile trovare tutte le informazioni. Abbiamo pensato di mettere un limite di 20-25 posti, in modo che ci sia interazione, libertà di interazione, non ci sia troppo casino all'interno del corso, in modo che voi possiate fare le vostre domande e avere dei chiarimenti direttamente da Gabriele. Gabriele è la persona con cui ho fatto la diretta qualche giorno fa, in cui abbiamo analizzato 4 profili social, 4 profili Facebook di attività di questo gruppo. È un esperto di comunicazione e un formatore. Perché facciamo questo corso? Perché oltre a avercelo chiesto in tanti, noto che per alcune attività c'è proprio una difficoltà di capire come sfruttare al meglio Facebook. Facebook sembra uno strumento semplice, banale a volte, ma in realtà non lo è per niente. Se usato in modo giusto può portare veramente dei grandissimi risultati. Non so se avete visto il servizio del TG3 che ha parlato della nostra iniziativa qualche giorno fa. Hanno intervistato Silvia di un centro estetico di Vicenza, tra l'altro di Chiampo. Loro in pochi giorni hanno venduto gift card per un valore di 1.500 euro. Questo è stato possibile appunto grazie anche probabilmente ai nostri suggerimenti, ma sicuramente bravissime loro, che sono state in grado di sfruttare Facebook e i social in modo corretto per appunto attirare e invogliare i loro clienti ad acquistare le gift card. Come dicevo, il corso verrà fatto online, chiaramente. Verrà dato, diciamo, un link dove potrete assistere a questo corso, e poi sarà anche possibile, chi acquisterà insomma questo corso potrà anche eventualmente vederlo più avanti, perché appunto daremo la registrazione del video, potrete rivederlo quante volte vorrete. Il prezzo che abbiamo deciso è veramente basso, perché si tratta di 37 euro, 37 euro che sono veramente una cifra contenuta, insomma, per il valore delle informazioni che potrete avere da questo corso, che potrete, ripeto, potrete sfruttare immediatamente. Non si tratta di quei corsi che poi avete bisogno di altre ore di formazione per mettere in pratica quello che imparate, ma si daranno appunto dei concetti e delle istruzioni molto pratiche da mettere subito in campo, in modo da ottenere risultati velocemente, perché non ti nascondercelo, bisogna ottenere i risultati in modo veloce. E su questo appunto penso che vi abbiamo dato delle dimostrazioni anche con queste iniziative. Insomma, il nostro scopo è dare una mano concreta subito, senza tante chiacchiere, insomma.
Che altro devo dirvi? Mi sembra che sia tutto. Vi mostro quelli che sono i 3 macro argomenti che andremo a trattare. Il livello del corso, diciamo, è abbastanza basico, quindi è pensato per chi magari ha una pagina Facebook, ha iniziato a pubblicare qualche post, oppure magari ce l'ha anche da tempo, ma non ha ottenuto i risultati che sperava. Perché, come dicevo, Facebook vanno conosciuti gli algoritmi, è importante sapere come ragionano anche gli utenti all'interno della piattaforma quando la usano. Quindi è importante affrontare l'argomento di sapere come creare dei post che coinvolgano i propri utenti, perché se io vado a pubblicare dei post, dei video, delle immagini con cui i miei clienti o potenziali clienti non interagiscono, chiaramente ha poco senso. Quindi vedremo appunto proprio dei modelli semplici, dei modelli pratici, come dicevo, niente teoria, modelli che voi potete anche copiare e incollare, copiare e adattare magari alla vostra attività. Vedremo appunto, seconda parte molto importante, come cercare di attirare nuovi clienti grazie alle sponsorizzate. Nella diretta scorsa qualcuno appunto chiedeva cosa sono le sponsorizzate. Sponsorizzate sono praticamente banalmente le pubblicità che vedete su Facebook. In alcuni casi non vi rendete neanche conto che sono delle pubblicità, perché sembrano dei post normali. In realtà appunto dietro ci sono delle persone che investono dei soldini per attirare appunto nuovi clienti. Fare delle sponsorizzate non è semplice, non è semplicissimo, non è banale, ma si può fare. Chiaramente anche lì si può iniziare diciamo, in piccolo, per poi andare, se la cosa vedete che funziona, andare a espandere anche il budget che investite. Quindi andremo a vedere come funziona il software, il programma di Facebook per gestire le pubblicità, fare in modo di attirare nuovi clienti. Se siete diciamo stanchi di aspettare il classico passaparola, no? Perché tante attività anche che ho sentito in questi giorni mi dicono l'unico modo che abbiamo di attirare nuovi clienti è il passaparola. Il passaparola sì, funziona, però il problema è che non sempre c'è il passaparola, non è controllabile e soprattutto non potete attivarlo voi. Invece è importante essere parte attiva nell'attirare nuovi clienti. Ultima cosa, ultimo punto è appunto, scusate il gioco di parole, capire come non sperperare il denaro, perché è importante anche gestire bene i budget che investite su Facebook. Come dicevano anche nella diretta, non occorre spendere migliaia di euro ogni mese per ottenere dei risultati. Potete anche risparmiare quelle centinaia di euro che magari sprecate su volantinaggio o pubblicità fatta con poco senso, e investirla su Facebook, sulla vostra attività, usando appunto dei trucchetti, diciamo, tra virgolette, e idee, spunti che Gabriele vi darà durante il corso. Ripeto, quindi avremo probabilmente 20 posti, forse al massimo 25. Il costo è di 37 euro. A breve metterò nel gruppo la pagina per iscriversi al corso e poi si può iniziare. Questo è tutto. Vi ho detto tutto. Buon primo maggio anche a voi e ci sentiamo sempre nel gruppo. Ciao ragazzi!